Durante l'inaugurazione della sede, l'assessore Tamaio ha annunciato finalmente che il governo ha approvato il rendiconto, e quindi i 70 milioni che erano messi a disposizione della CRIAS diventeranno operativi nei prossimi giorni. Finalmente le imprese che hanno creduto in un bando cosiddetto più artigianato, finalmente avranno nelle proprie aziende la disponibilità di queste somme che erano state bloccate più di un anno. Questa è una grande opportunità, vengono messe a disposizione delle imprese liquidità. Ci ha annunciato, e questo l'abbiamo fatto come CNA anche con le altre associazioni datoriali, il rilancio della CRIAS. Il presidente della commissione e tutti i membri della commissione hanno presentato un emendamento in commissione dove verrà rimpinguato il fondo di rotazione della CRIAS, quindi anche lì avremo modo di poter usufruire di nuove liquidità. Abbiamo chiesto in quell'incontro all'assessore di creare un tavolo tecnico per individuare delle misure ad hoc per le imprese artigiane, per le imprese giovanili e in particolare per le start-up. Quindi nei prossimi giorni avremo modo di poterci confrontare anche per mettere e impiantare nuovi bandi a disposizione delle imprese.